Ciao imbruttiti, oggi sono a Caballerin, nel litorale di Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, e oggi volevo mostrare una di quelle realtà di eccellenza del territorio che permettono al Veneto di essere la regione più visitata d'Italia. Non gli sto facendo pubblicità perché non ne hanno proprio bisogno, perché sono sempre pieni già dall'anno prima, frutto della mentalità e del modo di lavorare veneto da oltre 20 anni nell'Olimpo delle classifiche dei migliori posti turistici d'Europa, qualcosa che ci invidiano veramente in tanti. Andiamo a vedere. Siamo qui con Patrizia e Claudi, due responsabili di questa struttura, un vero vanto veneto. È stato il primo campeggio che ha avuto le 5 stelle in tutta Italia, una struttura che non ha eguali in Italia e probabilmente in tutta Europa, inserita in uno splendido contesto del litorale di Cavallino Treporti che è pieno di queste eccellenze. Andiamo a vedere. Quindi maneggio, e questo sta tutto l'anno fondamentalmente. Sì. Scuola calcio, poi campi da tennis, poi campo tiro con l'arco. Agility e sgambamento per cani. L'area è adibita con tutte le colonnine per sosta temporanea. Ecco, lui che ha già fatto il check-in, gli viene letta la targa. Siamo entrati con il lettore targhe. Esatto. Braccialetto, questo ha un microchip dentro che vengono registrati tutti gli accessi. Tutto va. Un po' di crepe, un po' di cocktail. Si fa schei qua, mamma che roba, Famiglia Castelli. Frutta e verdura tipo da, come si chiama, gourmet. Insaura, Pasta e fegato fagioli. veneziana, pasta e fagioli, tutto qua. Questa Qua è è la- la zona centrale dei shopping, i negozi di abbigliamento, la gioielleria, la farmacia, le calzature, il vetro di Murano che non può mancare. Qua vedo un supermarket. Questo è uno che di abbiamo. tre. Abbiamo 3 supermercati, Mamma, vista mamma. l'ampiezza di 60 ettari. La gelateria artigianale, Quanti ristoranti avete? 8. 8 ristoranti, dentro e altri 2 fuori. più ci sono delle... 10 bar buffet, magari avremo storie delle famiglie con noi da lunghissimo tempo. Servizio completamente gratuito sia per il medico che per il pediatra. C'è un medico disponibile 24 ore, c'è anche il pediatra. Abbiamo dislocati sui punti strategici del campeggio i defibrillatori che possono essere utilizzati da tutto il personale della squadra di emergenza del campeggio che è stato formato. Per la cura del verde ci teniamo in maniera particolare, curato da 7 persone tutti i giorni. Poi Io ave- esiso e che viene avanti. Noi Si giuggiole. dice vado in brodo di giuggiole, sono buonissime. Qua c'è l'ufficio informazioni per comprare i biglietti per Venezia, le isole. Quindi uno può fare tutto qua dentro. Ciao Lindo! Andrea, piacere. Ciao. Guarda che aperitivo qua. Questa è roba da Cavaì, salame e sorpresa. Questi che ha messi via Olindo, pochissime persone, li accompagniamo, vanno a casa di Olindo, lo raccoglie gli ortaggi che ha in giardino, la cucina, la serve, un po' di chiacchiere, un po' di aneddoti, un po'. A chi ci vuole male. Per garantire la sicurezza dei nostri ospiti abbiamo affrontato anche un servizio antincendio 4 ore su 24 dall'inizio della stagione fino alla fine. Sono tutti e 3 vigili del fuoco professionisti. Daniele, Luca e Francesco. I villini alberghieri, 4 stelle S. Queste che vedi invece sono i nostri ospiti che stanno qui tutta la stagione. Questo campeggio è nato nel 1955, si chiamava NSU, posto di vacanza per gli operai di questa azienda automobilistica e di moto. È diventata Poi Audi? è diventata Audi l'azienda Union Lido perché all'interno dei loro modelli di Audi c'era un modello Union e Lido stava per spiaggia. Questo è un magnifico terrazzo Fronte mare, fronte spiaggia. il fronte mare. Questo è il nostro piccolo Luna Park, il River Ride, dove c'è l'acqua, passa assolutamente contro Come l'acqua. una mini Gardaland praticamente dentro Piccolo qua. Gardaland. Poi il mini golf, l'Adventure con una bellissima ambientazione. 40 24 uomini ore. per ogni servizio di manutenzione. Tra l'altro ogni piazzola ha lo scarico della fogna, qua c'è il lavaggio delle macchine. Sì. E anche le colonnine per la ricarica delle Tesla. In lunghezza sono circa 1,2 km. Quindi voi avete anche 1,2 km di spiaggia? Assolutamente, Bravissimo. sorvegliata e privata. Abbiamo il cinema 7D Parco di gonfiabili. davanti al nostro incredibile parco acquatico di 10.000 metri quadri con sabbia bianca. La sabbia particolare rimane sempre a terra anche in caso di vento, non si scotta, Vero. anche con il sole. E c'è il fondale di sabbia bianca, laddove non ci sia c'è comunque un manto molto morbido per assorbire la caduta dei bambini. Simbolo di Union Lido, visibile già a chilometri di distanza quasi dall'aeroporto Marco Polo. La torre è il centro del campeggio.
Dog Wellness è una postazione dove l'ospite può garantire la pulizia del cane. Qui abbiamo veterinario, servizio gratuito. Nei casi più gravi poi arriva la Dog Ambulance, un'ambulanza attrezzata per il cane. È proprio la piscina per cani? Questa è dedicata a loro. Abbiamo un istruttore di nuoto per i cani, può andare anche in mare dove abbiamo uno specchio d'acqua limitato. Ma bravissimo! Activity Park che si compone di diversi giochi. Anche spiaggia. Pola surfing, il noleggio del SUP col catamarano, con la barca a vela, la scuola diving. Tutto il percorso vite con tutti gli attrezzi e corpo libero da fare. Wide fanno parte della collezione cosiddetta glamping, cioè il camping vissuto come glamour. Questo è il parco acquatico dedicato agli amanti del nuoto. Abbiamo un percorso Knipe composto da 9 vasche talassoterapiche, ossia a base di sale, un panorama mozzafiato. Questo è il idromassaggio che tu azioni a questi pulsanti qua. Ma è bellissimo! Favoriti. Villini in muratura si chiamano bungalow lido, con la particolarità che ognuna ha un cortile all'interno. Tutti i servizi sono accessibili anche ai clienti disabili, qualsiasi tipo di servizio. Queste sono le colonnine SOS, sono circa 25. L'accettazione dal numero di chiamata percepisce subito la zona, prende il telefono ed è già in contatto con l'accettazione. Qui anche la persona non vede. Quello è il braille questo? Sì, esattamente. È un'oasi di relax, di benessere eccezionale. Il sollevatore per immergere le persone con disabilità o con problemi di deambulazione. Il nursery, eccolo qua, attrezzato a misura di bambino. Un bambino qui è assolutamente indipendente. Viene da solo, si lava. La baby room dove la mamma ha il fasciatoio, la vaschetta. La lavanderia. Questi sono i campeggi in Veneto, ragazzi, ecco qua. Cavallino Treporti, seconda spiaggia d'Italia e capitale dell'open air a livello europeo, ricordatevelo. Il mio Veneto, la mia regione, ogni piccolo pezzo di Veneto ha una particolarità. Tutte quante queste particolarità fanno del popolo veneto una forza, una bandiera per l'Italia intera. Siamo una bandiera. Sì, secondo me sì.